Sulle grandi navi serve una soluzione di lungo periodo per bloccare l'accesso in laguna. A dirlo sono i tecnici dell'UNESCO, secondo cui Venezia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1987, andrebbe inserita nei siti in pericolo. L'ipotesi verrà analizzata durante i lavori in programma dal 16 al 31 luglio, ma è un lavoro che va fatto in sinergia, come sottolinea il senatore veneziano Ferrazzi. Bisogna fare subito tre cose. La prima è rendersi conto che Venezia è una città del mondo e quindi non stupirsi se c'è un'attenzione perché Venezia è patrimonio dell'umanità. Seconda, bisogna decidere, non possiamo più perdere tempo. Il governo ha deciso di portare il porto nel lungo periodo fuori dalla laguna attraverso il concorso che verrà aperto nei prossimi giorni. Bene, ma bisogna trovare anche una soluzione nell'intermedio, perché questa è la terza cosa: Venezia senza il porto non può essere, non può esistere. Ci sono un sacco di possibilità di trovare delle soluzioni di medio periodo, per esempio tutto l'asse di Porto Marghera dà queste possibilità, si decide insieme. In caso di approvazione da parte del Comitato per il Patrimonio Mondiale, verrà chiesto all'Italia di elaborare un piano e delle misure correttive da presentare entro febbraio 2022. Se la città venisse inserita nella lista dei luoghi in pericolo, che al momento comprende una cinquantina di siti, l'Italia dovrebbe concordare con le Nazioni Unite un piano per uscire dall'emergenza. L'UNESCO avrebbe anche sottolineato come le soluzioni al momento trovate per le navi non sarebbero sufficienti, opinione condivisa anche dall'assessore comunale al turismo. Il Comune ha indicato le soluzioni, come sul tema delle grandi navi. La soluzione è Porto Marghera, ovviamente. Nel frattempo però da 8 anni non si decide, ma non c'è solo il tema delle grandi navi nel fascicolo dell'UNESCO. Ci sono tutti i temi legati alla salvaguardia di Venezia, per la quale è urgente rifinanziare la legge speciale come era una volta, con 150 milioni di euro all'anno. Dobbiamo trovare una soluzione circa i poteri regolamentari dei comuni in materia di residenza, commercio e turismo. E terzo e ultimo punto, Porto Marghera. L'UNESCO parla di Porto Marghera, per noi Porto Marghera deve restare un motore industriale della nostra città metropolitana, della nostra regione. Per farlo servono investimenti per finire le bonifiche, finire i marginamenti e consentire un insediamento industriale di nuove industrie molto più compatibili e sostenibili.